la bersagliera non ha un'origine cinematografica come nome cooperativa, per cui non c'è nulla di teatrale o di artistico nella nostra attività. Io riprenderei 4 brevissimi punti che il Presidente Rissi ha citato nella sua relazione. Cooperazione come coesione sociale. Ecco, io credo che questo sia un elemento che fa parte dei nostri valori fondanti della cooperazione. In una società, adesso si usa il termine di società liquida, prendendolo a prestito dalla definizione del sociologo polacco Bauman, in una società liquida c'è maggiormente bisogno di punti di riferimento, e punti di riferimento vuol dire dare avvio ad una società coesa, e credo che sia già nella Costituzione, articolo 45, in cui si dice che la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione. Allora, se già i costituenti nel 45 pensavano a questo elemento, e questo elemento è ancora di estrema attualità, e credo che debba fare parte del nostro modo di essere, del nostro modo di porsi nei confronti della società. Quindi maggior cooperazione vuol dire maggior coesione della società. E in questa società che si sta disgregando, in cui anche i corpi intermedi ormai stanno saltando come dei birilli, io credo che l'abbinamento coesione e cooperazione sia un elemento da non trascurare. Il secondo aspetto, pure anche questo lo prendo dalla relazione del Presidente Rissi, la intergenerazionalità. Credo che sia estremamente importante questo. L'intergenerazionalità come passaggio di valori e passaggio di patrimoni. Nel senso che i soci della cooperativa che si trovano oggi in cooperativa usufruiscono del patrimonio che hanno accumulato i soci precedenti, ma fra 10 anni, 15 anni, quando usciranno dalla cooperativa, debbono lasciare questi patrimoni alle generazioni successive. Cioè il patrimonio accumulato non va suddiviso fra i soci, il patrimonio accumulato va utilizzato per fare investimenti, per creare occupazione, per dare solidità alle imprese. Questo dell'intergenerazionalità, il passaggio da una generazione all'altra è fondamentale. Mi fa piacere che ci sia questa nuova leva di giovani che stanno entrando nel movimento cooperativo, è fondamentale, però sappiano che questi usufruiscono del patrimonio che hanno accumulato i soci precedenti e che dovranno lasciarlo i soci che vengono dopo di loro. Quindi la patrimonializzazione delle imprese è un dato irrinunciabile. Se vogliamo essere presenti in questo mercato dobbiamo avere società patrimonialmente solide e non essere al bando dell'affidamento di quella banca o dell'altra banca, perché se si tolgono il fido poi siamo in difficoltà. Dobbiamo riuscire a fare anche senza. E questo deve essere un punto di riferimento. Il patrimonio delle imprese è un indice dell'efficienza delle imprese. Una impresa che realizza utili e ha patrimonio è un'impresa efficiente. Questo è un elemento che non dobbiamo trascurare, l'efficienza. E deve servire questo patrimonio per guardare avanti. Per guardare avanti. Il terzo elemento, anche questo mi richiamo sempre alla buona relazione del Presidente Rissi, solidarietà ed efficienza. C'è un termine che usa, leggendo ieri un articolo sul giornale di Rodotà, che usa la parola legami solidali. Ecco, legami solidali ed efficienza, noi dobbiamo riuscire ad abbinarli. È un elemento fondamentale. Soltanto la cooperazione può abbinare questi due elementi, solidarietà ed efficienza. Un breve flash su un'esperienza. Io ho fatto il dirigente nell'impresa privata e nell'impresa cooperativa, cioè prima nell'impresa cooperativa e poi nell'impresa privata, e sono tornato poi nella cooperativa ancora a operare. La differenza fondamentale fra i due mondi, privato e cooperativo, riguarda proprio il concetto di solidarietà e di legame con le persone con cui si collabora. Quando dirigevo un'impresa privata, la proprietà mi diceva: questi sono gli obiettivi, questo è il budget che ho approvato la proprietà e che ti dà, e devi raggiungere questo. Che poi tu in qualche modo coinvolga i dipendenti, non interessa niente, te ne puoi sbattere le balle fondamentalmente. Questo è il concetto in termini romagnoli, sono romagnolo di origine e uso questo termine. La proprietà era romagnola e mi diceva questo. Quando sono poi ripassato di nuovo all'impresa cooperativa, il modello è del tutto diverso. Cioè il dirigente cooperativo deve sforzarsi, deve raggiungere gli obiettivi di budget che gli dà il Consiglio di amministrazione, ma lo deve fare con il consenso dei soci. Ed è una cosa un pochino più complicata. Gestire un'impresa cooperativa con il consenso dei soci rispetto al gestire un'impresa privata in cui te ne freghi di quello che pensano i dipendenti, tanto devi raggiungere il budget solo, punto e basta, perché la proprietà ti misura su quello. No, amici, è una cosa diversa.
Nella cooperazione si raggiungono gli obiettivi col consenso dei soci, è fondamentale questo elemento, è quello che ci caratterizza, è quello che ci deve far riflettere tutti i giorni, perché è questo che ci legittima come dirigenti cooperativi, il consenso dei soci. E i soci non dobbiamo chiamarli una volta soltanto l'assemblea di bilancio, bisogna coinvolgerli, bisogna sentire il loro umore, bisogna sentire l'umore del socio, è fondamentale è questo elemento, avendo presente il senso del collettivo. Io sono un apicoltore, oltre ad essere un cooperatore, un dilettante apicoltore. Le api, sono state trovate delle api di alcune centinaia di milioni di migliaia di anni fa, e le caratteristiche di quelle api che sono state ritrovate sono le stesse di quelle che hanno le api ora, perché c'è un elemento che li contraddistingue, che è il senso del collettivo, del sociale. Nella famiglia di api prevale prima il valore del collettivo e poi dopo quello dei singoli. Il senso del collettivo, il senso della famiglia è quello che li fa sopravvivere. Da generazione all'altra, se sono riusciti a mantenere queste caratteristiche, a differenza di tante altre specie animali che sono scomparse nel corso di questi millenni, è perché hanno avuto il senso del collettivo, della comunità. All'interno della famiglia prevale non il singolo, ma prevale il bene comune, l'interesse comune, è quello che ispira la vita della famiglia delle api. E se sono sopravvissute per qualche milione di anni, una qualche ragione evidentemente c'è. L'ultimo punto, per non annoiare più di tanto, riguarda un altro elemento che è citato nella relazione, che è quello dell'innovazione. Diceva un politico a metà del secolo scorso, diceva un motto: rinnovarsi o perire. Io credo che questo sia tuttora valido, rinnovarsi o perire. La cooperazione o sa guardare avanti, o sa innovare, o sa trovare modi per stare bene sul mercato. Il modello cooperativo organizzativo è un elemento unico nel suo aspetto, però non può rimanere tale quale. Noi dobbiamo avere il gusto del guardare avanti. Tanto più, ripeto, quando parliamo di rinnovarsi vuol dire guardare avanti, una difficoltà in più che il nostro Paese, che è quella che è la fascia di età in cui solitamente si fa impresa. Dai 30 ai 50 anni è il periodo in cui si diventa imprenditori, si fa più facilmente impresa. Nel nostro Paese la fascia di età dei 30 ai 50 anni è una fascia di età numericamente debole. Siamo un paese di anziani, per cui demograficamente siamo in qualche modo handicappati, perché in quella fascia di età in cui si fa impresa noi abbiamo poche persone sul totale della popolazione. E questo è un elemento che deve portarci ulteriormente a guardare avanti. Quindi diversificare l'attività nelle imprese cooperative, diversificare i mercati. Per diversificare teniamo sempre presente che è necessaria quella parola patrimonializzazione, cui accennavo prima. Si può fare diversificazione di attività e di mercati se si ha patrimonio, altrimenti diventa difficile farlo. Per cui la patrimonializzazione è legata alle possibilità di sviluppo dell'impresa, fondamentalmente. L'innovazione, io credo, essendoci, fortunatamente vedo tanti giovani cooperatori, l'innovazione deve essere la parola d'ordine e il motivo, il nostro obiettivo costante. E allora dico a questi giovani cooperatori, se hanno una piccola, anche minuta idea di business, se hanno un barlume in qualche modo di idea di business, se hanno un'opportunità, se hanno un'occasione, chiamiamola come si vuole, ma il senso è questo: a questa opportunità, a questa occasione dobbiamo rubargli l'anima, dovete rubargli l'anima e avere il gusto del rischio. Grazie.